Buongiorno a tutti, partiamo subito coi dati. 338.423 sono i mi piace sulla pagina Facebook, 199.757 i follower su Instagram, abbiamo 86.900 iscritti al canale YouTube, siamo appena sbarcati su TikTok, abbiamo già 23.234 follower. Bene. Numeri importanti, tuttavia c'è bisogno di una svolta, nonostante i tempi gialli, arancioni, rossi, diciamolo, neri, tempi neri. Ho indetto questa conferenza stampa per farvi un annuncio importante. Intraprendo un nuovo percorso. Farò il giro d'Italia a bordo di un camper. Incontrerò gli influencer delle altre regioni d'Italia in assoluta sicurezza e cercherò di conoscere il loro territorio. Attenzione però, sarà un viaggio in divenire, nel senso che le tappe verranno definite dai miei follower. Mi aiuteranno cercando di contattare l'influencer, consigliandomi dove fermarmi, da chi andare, cosa mostrare. Insomma, avranno voce in capitolo su tutto. Ok? Chiaro? Domande? Prego. Canal, ma lei non pensa che questo sia un periodo sbagliato per viaggiare? Non crede di dare un cattivo esempio che qualcuno possa così imitarlo? Le rispondo subito. Innanzitutto uno dovrebbe aprire una partita IVA. Già questo. Decidere di investire i propri risparmi in un progetto che comunque comporta dei rischi, in un momento storico tra i più difficili della storia contemporanea, creando dei contenuti godibili, leggeri ma rispettosi dell'emergenza. Insomma, non credo che ci sia nessun rischio di emulazione. Prego. E Canal, questo viaggio avrà dei costi importanti, sono stati mesi difficili anche per lei. Come intende supportare questo progetto? Farà marchette su marchette? Il mio viaggio sarà sponsorizzato da un vino. Il mio vino. Il canale numero 5. Un prodotto di altissima qualità in edizione limitata. La bellissima storia che c'è dietro questo vino la racconterò durante il mio viaggio. Se siete impazienti di conoscere il significato di questo nome, trovate il link nel primo commento, ma attenzione, cliccarlo significherà innamorarsi per sempre di questo prodotto e quindi doverlo per forza acquistare. Prego. Ha già pensato a una sigla per questo progetto? Certo, eccola. Il canale. Una manager. No, aspetta! A bordo di un camper. In viaggio per l'Italia. Tanti influencer da incontrare e un vino da consegnare. Ma quando partirà per questo viaggio? Adesso, infatti, scusatemi, ma vi devo lasciare. C'è il camper che mi aspetta. Grazie mille a tutti. Canal, ma non ci lascia nemmeno una bottiglia? Non è per cattiveria, ma ripeto, è in edizione limitatissima. Ce ne sono veramente poche. Andrà? Grazie a tutti e arrivederci alla prossima. Quando consumo il camper?